Inchiesta di Cona è uno scenario inquietante per il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, quello delineato dalle ipotesi d'accusa formulate nei confronti dei 4 soggetti al vertice della Coop che gestisce l'hub per migranti nel veneziano e di 2 funzionari della prefettura. E proprio la gestione della struttura e i controlli su di essa sono finiti sotto la lente della magistratura, che ha indagato i responsabili della cooperativa per associazione per delinquere finalizzata alla frode in pubbliche forniture e i funzionari pubblici per rivelazione di segreto d'ufficio. Bene che la magistratura faccia il proprio corso e ravvisi se ci siano delle responsabilità penali che sono particolarmente odiose in un'attività come questa. Il CONA è di per sé un monstrum sia per la quantità di persone rispetto agli abitanti e poi anche per questi illeciti che sembrano trasparire dall'inchiesta, quindi mi auguro che venga fatta al più presto chiarezza e si vada nella direzione dell'accoglienza diffusa. Quella realizzata in piccoli centri, dice Manildo, dove la trasparenza sia garantita. Di certo l'accoglienza è uno dei fronti più ostici per il governo del Partito Democratico, accusato di non aver gestito adeguatamente il fenomeno. Penso che da quando c'è il ministro Minniti si sia migliorato fortissimamente il rapporto tra l'Italia e i paesi di partenza dei migranti. Penso che sia riduttivo dare a un partito o a qualcosa colpa di una gestione che era oggettivamente difficile.